Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Pensiero Adri è il più sollecito con all'esterno Numero Ziameme Clam. 5 Anatra Jet squalificato. Passa Ziameme Clam su Pensiero Adri, mentre vediamo subito Ulisse Leo avanzare sui primi. Numero 10 Babilonia Baba squalificato. Tanto problemi per Babilonia Baba che è squalificata. In vantaggio Ziameme Clam su Ulisse Leo. Preso un po' la mano a Vincenzo Piscoglio, l'allievo di Leonardo Vastano. Pensiero Adri in seconda posizione, 400 metri molto svelti, considerata la partenza da fermo in 29,8. In terza posizione Zenith Mo, poi a distanza Vassallo affiancato da Simon Barboi, poi all'esterno vediamo Vincent Rio e Arden Wise S. Intanto arriviamo ai 600 in 44,8 con Ziameme Clam sempre in vantaggio su Pensiero Adri. Ulisse Leo non ha trovato posizione, se la deve fare scoperto. In terza posizione Zenith Mo a precedere Vassallo, poi al largo progredisce Simon Barboi, giro in meno di un minuto per Ziameme Clam, la presa svelta, la femmina di Vincenzo Piscoglio, la figlia di Ganymede, che ormai ha completato il primo chilometro. Vediamo la media. 1.15.3, siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Pensiero Adri in seconda posizione davanti a Zenith Mo, all'esterno Ulisse Leo che sembra però in difficoltà, avanza Vincent Trio, poi si è buttato lungo la corda Simon Barboi, ancora un 15 secco qui davanti alle Ulisse tribune. Leo squalificato. Si arrende Ulisse Leo, ora rimane scoperto Vincent Trio pedinato da Arden Wise S, poi al largo anche Mon Cherry Venus, ma Ziameme Clam prosegue ad alta andatura in ancora un 36 questo quarto. Con Pensiero Adri saldo in seconda posizione su Zenith Mo, l'errore anche di Vincent 13, Trio, viene ora cattivo Mon Cherry Venus con Roberto Vecchione che sta venendo di un altro passo. Ziameme Clam è un po' stanca, viene sollecitata da Vincenzo Piscoglio, arriva molto più fresco, sembra Mon Cherry Venus, la femmina di Roberto Vecchione che è ormai apparigliato la battistrada che sembra avere pochi argomenti. Anche Zitrunas è vicino, ha stoperato Pensiero Adri, Mon Cherry Venus è nettamente in vantaggio, ci prova Zitrunas, ma Mon Cherry Venus a partita vinta, mancava nell'elenco dei vincitori di oggi Roberto Vecchione, secondo posto per Zitrunas su Ziameme Clam, mentre al quarto è Arden Wise S su Pensiero Adri. 34 a chiudere, 1.16,5 la media, però va tarata per la penalizzata Mon Cherry Venus, la cavalla austriaca di Roberto Vecchione, il training di Holger Ehlert per la signora Sabine Jackson, che vengono a vincere questa settima di Bologna, questa Tris Quarté Quinté. Ripetiamo i numeri al traguardo: 12 al primo posto, il secondo per il 15 di Zitruna, sempre positivo in questi schemi, terzo per Ziameme Clam che ha provato la fuga, mentre per il quarto ci è sembrato l'11 di Arden Wise S. Rivediamo. Esatto, l'11 di Arden Wise S che batte Pensiero Adri. È tutto per la giornata di oggi all'Ippiodromo Arcoveggio. Ricordiamo che il prossimo appuntamento è per sabato, anziché domenica si correrà sabato prossimo qui all'Arcoveggio.